Massimo apriremo anche le linee in diretta. Vi dico ora il numero, è lo 02 66 20 35 29. Faremo questo filo diretto con il giornalista e scrittore Massimo Fini, che è in onda con noi intanto e che ringrazio. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori. Allora Massimo, iniziamo con la prima domanda che fa parte un po' di quello che secondo me è un fraintendimento del tuo pensiero, ma la risposta autentica la puoi dare soltanto tu. Una parte del tuo ragionamento va in qualche modo a legittimare le ragioni del nemico, dicendo che appunto le guerre dell'Occidente hanno provocato queste ondate di odio. Un nemico legittimato nelle sue ragioni, ti chiedo, è meno nemico o è lo stesso un nemico? No, è lo stesso un nemico, ovviamente. Noi abbiamo il diritto di difenderci, però dovremmo anche ragionare su perché ci colpisce e ci odia. Cioè, se uno mi dà un cazzotto, io cerco di rispondere, no? Ma poi mi chiedo perché cavolo mai mi ha dato un cazzotto. Ecco, no? Sì, certo. Se noi ci limitiamo al discorso, alle manifestazioni oceaniche, al Jesui Serlì, eccetera, facciamo esercizio di retorica, ma non capiamo perché siamo colpiti e come possiamo fare per difenderci. Ecco, direi che il mio non è un discorso anti-occidentale, è proprio pro-occidentale. Ho sempre cercato, ma da anni per la verità, con un libro che è Il vizio oscuro dell'Occidente, di mettere in guardia l'Occidente sulla sua politica, non è politica, sulla sua aggressione costante da 10 anni a questa parte al mondo islamico. È chiaro che questo prima o poi avrebbe provocato una reazione anche sul nostro territorio, cioè finché noi siamo in guerra da 10 anni, però intanto colpivamo gli altri, facevamo centinaia di migliaia di morti, non bisogna dimenticarlo, però siccome la cosa non ci toccava o ci giocava marginalmente, ce ne siamo fregati e adesso arriva il colpo di ritorno. Ecco, questo è certamente un inquadramento che è difficile da smentire, anche se io ho una seconda domanda che riguarda invece proprio il caso di Charlie Hebdo. Il fatto che il Bersaglio sia stato un giornale satirico che ironizzava su Maometto non esclude in qualche misura le ragioni della geopolitica, mi spiego, non poteva succedere anche se le due civiltà fossero state in pace, perché nell'Islam il senso dell'umorismo, se c'è, è una cosa molto diversa da quello secolarizzato e dissacrante che c'è in Occidente. Credo che non esista molto senso dell'umorismo in Islam, ma vedi, noi abbiamo focalizzato tutto su Charlie Hebdo, noi giornalisti, perché ha colpito i giornalisti, autoreferenziali come al solito, ma in realtà il bersaglio è stato Charlie Hebdo, ma poteva essere qualsiasi altra cosa, tant'è vero che subito dopo è stato colpito un ipermercato ebraico, no? Certo. Quindi erano collegati come bersagli, non c'era un... No, più che collegati come bersagli, è chiaro che per gli jihadisti che hanno delle ragioni, secondo me anche delle buone ragioni per non amare l'Occidente, una parte, insomma, tutti i bersagli sono buoni. Dimentichiamoci un attimo la questione religiosa per un momento. Poniamo che in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Somalia, invece che islamici ci fossero stati eschimesi, aggrediti per 10 anni, anche gli eschimesi, per ragioni non religiose, in questo caso, a un certo punto ci avrebbero risposto. Ecco, però magari non avrebbero scelto come bersaglio un disegnatore satirico di pinguini, per restare nella strana metafora. Certo, ma ripeto, è uno dei tanti bersagli possibili, e questa è la cosa, se vuoi, anche inquietante per noi oggi, nel senso che gli obiettivi possibili di questo terrorismo interno, che però si appoggia all'esterno, su una vasta galassia, sono tantissimi e sono praticamente indifendibili, anche se è stupefacente, devo dire, che la polizia francese non avesse avesse dato nessuna protezione a Charlie Hebdo.
ma insomma i francesi in questo caso sono stati, mi sembra una sorta di Maginot in piccolo, no? Sì, certo. Cioè da Maginot poi Hitler è passato per il Belgio e in 2 settimane era a Parigi. E qui c'era stata invece una foresta che era il sottobosco, diciamo, dove agivano questi combattenti di ritorno. Sì. Stanno arrivando degli SMS, io mentre li leggo vi invito, se volete, anche a intervenire in diretta, quindi il regista di spalancare le linee 0266 20 35 29 per intervenire in diretta, vi risponde direttamente Massimo Pini. Allora partiamo subito, il primo SMS è la domanda da $1 milione ed è: ma ora che si fa e la politica cosa può fare? Chi oggi interpreta nel miglior modo la risposta? Sono 3 punti di domanda che ci arrivano da un ascoltatore e che ti riporto in tutta la loro difficoltà. Beh, certamente, secondo me la prima cosa da fare è smettere di attaccare il mondo islamico, perché in questo modo non facciamo che rafforzare e allargare questa galassia jihadista radicale. Questa è la prima cosa da fare, a mio avviso. Allora, smettere di attaccare il mondo islamico è la prima cosa da fare nel senso geopolitico del termine, immagino, cioè ritirarsi da tutte le missioni di guerra. Assolutamente sì, non c'è nessuna ragione. Voi siete Lega, no? Sì. Avete un forte sentimento dell'identità che io condivido, ho sempre condiviso, tu lo sai, non so, forse sei troppo giovane, ma insomma dall'epoca di Bossi in poi, no? Certo. Ecco, ma lo stesso senso di identità c'hanno quegli altri. Koulibaly in quel suo testamento dice una cosa ineccepibile: voi non potete decidere ciò che noi vogliamo sulla nostra terra, siamo noi che dobbiamo deciderlo. Questo ci riporta anche al paradosso dei diritti universali dell'uomo dichiarati unilateralmente dall'Occidente, un altro dei pilastri, diciamo, dell'opera e del pensiero di Massimo Fini, che prima nella presentazione mi ero dimenticato di dirvi e che ora, come vedete, irrompe sulla scena. Abbiamo però più telefonate in diretta, le prendiamo subito. Il primo ascoltatore che ci chiama è pronto? Franco da Milano. Ciao Franco. Ciao, un saluto a Massimo Fini. Io sono in assoluta sintonia con quello che dice Massimo, perché il problema parte proprio dagli Stati Uniti, con questa guerra preventiva che è stata fatta 10 anni fa, con questa farsa delle armi chimiche. Poi d'altronde all'interno del loro congresso c'è un esponente di spicco che lo raccontava, che è Ron Paul, che dice proprio apertamente gli sbagli che sono stati fatti all'interno del loro paese e lo sfacelo che comunque è stato fatto in questi paesi, ed è quello che dice Massimo Fini, e questo è il punto della situazione, con una fallite missioni continue, con una politica estera americana assolutamente fallimentare. Lo vediamo anche adesso con quello che è successo in Crimea, e chi più ne ha più ne metta. Grazie mille Franco, prendiamo subito un altro ascoltatore. Pronto? Sì, sono Daniele da Milano. Ciao Daniele. Anche se Fini mi starà sulle scatole la parola che dico, però per me è candidato come Presidente della Repubblica di questo strano paese, però è il candidato per me numero 1. Io ho fatto una dedica sul vizio oscuro dell'Occidente nel 2002 e mi parlava anche dei problemi che verranno dell'artigianato italiano, che sarà un disastro. Comunque sul modello paranoico dice, no? Nel 2002, tuttavia non è solo dall'esterno che viene il pericolo per l'Occidente, c'è più insidioso, più profondo, un pericolo interno che potrebbe prima o poi saldarsi col primo. E conclude il libro dicendo: lo spirito dell'Occidente opera eternamente il bene ma realizza eternamente il male. Ciao Massimo, un abbraccio. Ciao. Grazie mille a Daniele, giochiamo sulla sua provocazione, Massimo. No, a me parlo a quelli che dicono che quelli della Lega sono degli ignoranti, incolti e
eccetera, Ozzi, eccetera, eccetera. Guarda, io queste ormai non le prendo neanche più in considerazione, perché abbiamo fatto più dirette in cui dicevamo a chi ci ascoltava: leggeteci un passo di un libro, e nel giro di un minuto c'erano le linee intasate di persone che erano corse a farci sapere che quali erano i loro passi preferiti, di Tolstoi, di Silone, anche autori che uno non penserebbe ragionando per stereotipi. Ma torniamo al gioco, Massimo. Se tu venissi eletto al Quirinale, che cosa fai in quell'unico giorno in cui rimani in carica? No, ma questo me l'ha detto l'ascoltatore adesso, me lo dicono in qualche mail. Per me sarebbe un incubo, sarebbe un incubo, nel senso che io ho fatto una vita da borderline e non voglio finirla assolutamente da Presidente della Repubblica Italiana, con tutto ciò. Poi qui torneremo su fatti molto, molto nostri, no? Molto italiani, con tutto ciò che oggi purtroppo ridotta l'Italia. Insomma, un mondo, ma questo che riguarda tutto l'Occidente, ma noi forse in particolare, totalmente privato di valori. E quando dico valori intendo dei valori pre-politici, pre-ideologici, pre-religiosi, che si chiamano dignità e onestà, che c'erano da noi in Italia negli anni 50, quando ero ragazzino, che sono piano piano spariti. Prendiamo ancora un'altra telefonata allo 0266 20 35 29. Vi risponde in diretta Massimo Fini qui su Radio Padania. SMS 346 64 277 56. Pronto? Pronto, buonasera signor Fini. Buonasera. La chiamo dalla provincia di Como. Sì. Io la seguo da quando il signor Funari la citava molto spesso. Sì. L'ho visto l'altra sera alla Gabbia. Sì. Condivido le sue idee e ritengo che ogni Stato sia come in un condominio fatto da tante famiglie. Il mio vicino non ha il diritto di venire in casa mia a dire quello che io devo fare e quello che devo dire, semmai sono i miei figli che mi contestano, eccetera, eccetera. In poche parole, per essere, sintetica, come la penso io, non si può andare in giro a spargere letame e poi dopo meravigliarsene se se ne sente l'odore. Grazie, buongiorno. Grazie mille, ne prendiamo un'altra ancora, anche se questo devo Posso dire. rispondere? Ma ne prendevo due alla volta, non so. Io sono vecchio. Ah, va bene, una alla volta, va bene. Una alla volta. Va bene. No, sono d'accordo con la signora, cioè in questo senso che nel nostro paese tutti hanno il dovere di rispettare le leggi del nostro paese, a cominciare dal Presidente del Consiglio. Penso a quello precedente, forse anche a questo, ma insomma penso in particolare a quello precedente che è lì che è un falso detenuto. Certamente chi viene qui è un ospite e come ospite deve rispettare le nostre leggi. Non è necessario che si integri, questo no. Noi italiani siamo stati negli Stati Uniti per molti anni, decenni non ci siamo integrati. A Brooklyn c'è gente che parla ancora italiano, però le leggi sì, quelle le dobbiamo rispettare tutti, noi italiani e immigrati di qualsiasi tipo. Prendiamo ancora delle telefonate. Pronto? Buonasera, sono Giorgio da Milano. Buonasera signor Massimo Fini. Lei è stato secondo me molto buono dicendo che l'Islam è sotto attacco degli ultimi 10 anni. Andando un po' indietro si potrebbe dire almeno degli ultimi 150 anni. Basta pensare a quello che è stato fatto in Algeria, l'aggressione italiana della Libia del 1911, quello che è stato fatto all'Iran ai tempi di Mossadegh. Però la domanda breve che volevo fargli è questa. C'è una guerra in Siria ormai da quasi 4 anni. Noi non sappiamo quasi niente. Io con molta difficoltà su internet sono riuscito a trovare qualche notizia e pare che Assad la guerra li stia vincendo. Quindi volevo chiedergli semplicemente che cosa ne sa lei della Siria attualmente? Grazie. Grazie mille. Sì, però volevo prima riprendere la sua prima parte del discorso. Dopo gli attentati londinesi, il sindaco di Londra, Livingstone, molto amato dai suoi cittadini, disse: certo, il terrorismo è una cosa terribile, però se gli arabi avessero fatto in Gran Bretagna ciò che noi per 2 secoli abbiamo fatto nei loro mondi, ecco, io sarei un terrorista britannico. Ecco,
È chiaro che le cose risalgono a molto lontano, da una parte il colonialismo, e poi ci sono esempi recenti, le citava, l'Algeria, eccetera, eccetera. La domanda era, aiutami conduttore, qual era la domanda? La domanda che poi ha fatto è quella sulla Siria, che riguarda anche alcuni SMS, ossia notizie dalla Siria e aggiungo da un SMS Assad, Saddam, Gheddafi, il ruolo dei cosiddetti dittatori laici ormai è, diciamo, di dominio pubblico, che era di stabilizzazione, oppure erano roba vecchia che comunque sarebbe stata spazzata via? Erano ovviamente di stabilizzazione. Prendiamo il caso dell'Iraq. Io non ho nessuna simpatia per Saddam Hussein, che Khomeini, Allah l'abbia sempre in gloria, chiamava l'impresario del crimine, ma è chiaro che un paese deciso sulla carta dagli inglesi nel 1930, uno Stato, no, che metteva insieme curdi, sciiti e sunniti, cioè tre comunità che non potevano stare assolutamente assieme, poteva essere tenuto insieme solo da un dittatore feroce. Averlo eliminato ha poi causato quello che vediamo, e tra l'altro è proprio dall'aggressione all'Iraq, insieme a quella successiva e poi abortita a Assad, che si crea il fenomeno ISIS. Ripeto, è su questo che dovremmo ragionare noi. Oggi il Fatto Quotidiano mi ha chiesto un parere, perché pubblica una roba di un numero speciale di Charlie Hebdo, e io ho detto che ero contrario, perché questo è fuorviante, cioè per capire cosa dobbiamo fare, dobbiamo prima perlomeno fare un minimo di riflessione su ciò che abbiamo fatto. E quindi questo però rientra anche con Charlie Hebdo, che invece io considero il presidio di tutt'altro rispetto alla geopolitica. Ma la libertà di espressione per noi è una cosa ineliminabile, fa parte della nostra cultura, no? E quindi è ovvio che noi dobbiamo continuare a esprimerci come vogliamo e cosa pensiamo. Però l'attacco a Charlie Hebdo ha un po' spostato la cosa, perché noi giornalisti, molto autoreferenziali come sempre, abbiamo pensato solo a quello, ma in realtà l'attacco a Charlie Hebdo era una delle tante possibilità. Poi c'è stato infatti subito dopo l'attacco all'ipermercato Kasher, ripeto, posto che noi abbiamo il diritto di fare satira quanto ci pare, non è quello il centro della vicenda. Non è quello il centro, direi che il mondo giornalistico l'ha spostato su quello e non è quello il centro. Allora, altri SMS, abbiamo un amico, Lele da Brescia, che dice: secondo lei non ci troviamo di fronte al tentativo degli Stati Uniti di spostare il teatro della terza guerra mondiale ancora una volta in Europa? E gli SMS posso leggerne un paio? Sì. Ok, allora Rita che dice: ma allora per colpa di altri noi dobbiamo subire violenze tremende? Sembra giusto? Ma nessuno rinnega l'Occidente che ha riempito i petrodollari fratelli arabi degli Emirati? E questo fa parte di questa geopolitica nella quale è difficilissimo poi entrare, perché naturalmente ci sono delle cose che così sono sconcertanti. Noi facciamo tutto un discorso sui principi, poi siamo alleati dell'Arabia Saudita, che è quella che applica la Sharia nel modo più radicale. Lì entrano in gioco elementi che io non riesco a giudicare. Non credo però che sia necessario dare agli Stati Uniti anche responsabilità che non hanno, basta quelle che hanno, che sono evidenti e davanti agli occhi, perché sai, a furia di far dietrologia, è un po' come ai tempi delle Brigate Rosse, no? In cui si diceva: ma che cosa c'è dietro le Brigate Rosse? Purtroppo dietro le Brigate Rosse c'erano le Brigate Rosse, capisci? Certo. Poi abbiamo degli altri SMS, uno di Omar che dice un'opinione flash sulla sospensione di Schengen, uno di Goffredo che chiede un commento sulla sfilata di Parigi, e un altro SMS che invece parla ancora del tentativo russo di conquista dell'Afghanistan. Ritorniamo indietro, mi pare, al 1978 con l'ultimo.
La manifestazione di Parigi in realtà è una manifestazione non di forza ma di debolezza, cioè noi non siamo più in grado, pur essendo usciti, parlo di noi europei in questo caso, perché poi bisogna distinguere un po' fra Europa e Stati Uniti e questo termine che si chiama Occidente, pur usciti in una guerra mondiale, aveva fatto 50 milioni di morti e che ci aveva in qualche modo rafforzato da un punto di vista, diciamo, proprio come si può dire, morale, dell'affrontare la vita, no? Morale. E purtroppo 50 anni, quanti sono, di benessere ci hanno totalmente infiacchito e oggi non siamo in grado di tollerare quanti sono? 17 morti, mentre nel frattempo ne facciamo a decine di migliaia negli altri mondi. Insomma, è, ripeto, una manifestazione di debolezza. Parigi poi con tutti quei capi di Stato, tra cui c'era anche un rappresentante del generale Tagliagole al-Sisi, il quale dopo avevano vinto i Fratelli Musulmani le prime elezioni libere, mette in galera il leader, i dirigenti, uccide alcune migliaia di militanti dei Fratelli Musulmani, ora bollandoli come terroristi. Ora i Fratelli Musulmani non sono affatto terroristi, ma andando avanti così diventeranno terroristi. Diciamo, questo sintetizza un po' quello che poi è avvenuto da tutte le parti, no? Certo, da questo punto di vista sì. Quello anche... che voglio dire in sintesi è che è stata l'aggressività dell'Occidente a alimentare questo radicalismo jihadista. Ecco, una cosa, Massimo, l'aggressività dell'Occidente che tu stigmatizzi con tanti dati concreti non è però un dato ineluttabile della storia, per cui le civiltà, più che incontrarsi, soprattutto poi dopo la rivoluzione industriale che ha velocizzato tutto, si scontrano, e quindi è un dato inevitabile. Non c'è neanche una responsabilità morale e una colpa dell'Occidente se si scontra con un'altra civiltà. È forse sempre stato così nella storia, non credi? Io non accetto questa impostazione, perché allora, se si parla di realpolitik in questo senso, bisogna accettare che Hitler aveva ragione finché vinceva. Io non sto su questo piano. Ci sono questioni, è vero, tu parli realisticamente, però io credo che ci siano ragioni ideali che possono opporsi a queste cose, che non vuol dire la pace universale, tutt'altro, però vuol dire anche diciamo un ragionevole rapporto anche col nemico, come per esempio c'è stato anche in passato. L'impero romano è stato questo in fondo, no? Ecco, io poi appunto, separando i fatti dai commenti, almeno per quanto mi riguarda, penso che il valore principale di Massimo Fini, e sono contento di dirglielo in diretta, è proprio questo, nel senso di rendere oggettiva la situazione e a illuminarci anche quelle che possono essere oggettivamente le motivazioni comprensibili di chi comunque ci odia, e questo è un altro dato di fatto, e questo io penso che, al di là del commento che viene dopo, sia un fatto che è riconducibile a te e pochi altri giornalisti in questo paese. Comunque abbiamo ancora degli SMS, abbiamo ancora una telefonata in attesa, la prendiamo, poi ecco, arriva quella dopo. Pronto, buonasera. Eccoti. Una considerazione, una domanda. Vai. Per me il discorso che anche l'italiano è un migrante è una stupidata incredibile, per il semplice fatto che chiunque migra, quando nella sua zona, nel suo paese, nella sua nazione, non sta bene. Quindi mi sembra proprio una cretinata. Il problema più grosso è semplicemente uno, che bisogna cercare di non fare come hanno fatto gli americani o tutte le nazioni con i pelle rossa, perché lì c'è stata un'invasione, e dato che l'Italia non è assolutamente pronta per affrontare un'invasione di questo genere, perché legislativamente parlando, cioè non c'è nessun modo per imporsi dicendo a queste persone quello che devono fare e quello che non devono fare, perché abbiamo una struttura proprio per il discorso di giustizia che è sbagliata in Italia, e si sta costruendo sullo sbagliato delle altre scusanti per cercare di poter fare a queste persone quello che vogliono. Ti ringrazio. Io mi chiedo, scusami se ti taglio, ma abbiamo 2 minuti, purtroppo abbiamo dei tempi contingentati solo ora, perché poi ruberemo a Massimo Fini un'altra mezz'oretta dopo il giornale radio, quindi non andate via, ma adesso una risposta flash su quest'ultimo ascoltatore. Sì, voglio dire, ma prendiamo l'Africa con cui non abbiamo un contenzioso, no?
perché, eccetera. Noi con la nostra economia abbiamo distrutto le culture, la socialità, il mondo africano, e quindi è chiaro che poi questi vengono verso il centro dell'impero, perché ripeto, abbiamo distrutto culture, economie, eccetera, li abbiamo ridotti con le migliori intenzioni alla fame, se no le navi esistevano, ripeto, parlo dell'Africa perché è un po' fuori dal discorso, no? Le navi esistevano anche nell'Ottocento, nel Novecento, non si erano mai visti neri africani venire verso di noi, e quindi la nostra economia ha distrutto la loro socialità. Questo è il punto. Allora, noi adesso abbiamo un breve spazio pubblicitario, il giornale radio, dopo torniamo in onda con Rebelot e vi prometto che rosicheremo ancora un po' di minuti in diretta con noi a Massimo Fini, gentilissimo. Una breve pausa tra poco. Volentieri, ciao. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde. Da MediaWorld continuano gli sconti dell'altro mondo, fino al 50% su tantissimi prodotti. Un esempio? Smart TV Sony 50 pollici col 10% di sconto a €809, solo